professionista, non ho l'organizzazione di fare solo una persona in cui e adesso lei sta in Parlamento, incontra ogni tanto l'ex ministro Alfano, mi fa un po', mi faccia questa domanda perché noi qui non l'abbiamo visto per niente se non quando è venuto a vantarsi di aver fatto qualche cosa. Addirittura dicendo di aver fatto un pezzo di strada da 20 anni. Realizzate che mi sono stufato di vedere ogni volta di lavorare, sono già 4 volte. Glielo dico da parte di gente che speravi in lui, del suo vicino di casa, e chiese di me. Gianpiero Carta ha le credenziali, le potenzialità di rivelarsi una sorpresa, una rivelazione come De Magistris a Napoli? Noi dell'Italia dei Valori abbiamo voluto rilanciare un modello riformista, centro-sinistra, unito, e anche alla Criceto mi dirà, ma non c'è il partito democratico, una cosa la classe dirigente del partito democratico siciliano che ha fatto carte false, sempre si guardi l'anno, altre cose è chi ha votato il partito democratico, cose importanti. Noi attraverso Gianpiero Carta rilanciamo un modello culturale che vuole interessarsi di tutti, non di quelli solo che abbiamo assicurato il voto a cui ricavato il voto il guaio italiano, siciliano e argentino, è proprio che in tutti questi anni si è sviluppata una classe che ha pensato sempre solo ai propri interessi. L'Italia ha cercato di mantenersi un pacchetto di voti da portare da una